Buonasera e benvenuti a una nuova puntata dell'arte del conferimento corretto. La prima opera che vi mostriamo appartiene alla corrente del tanto passano lo stessismo. Doveva essere veramente angosciante la solitudine che attanagliava l'autore di quest'opera, ma al contempo è splendido il modo in cui egli fa passare tutto il suo drammatico minimalismo muto. In fondo, perché evitare al povero addetto geco di scendere dal furgone, chinare la schiena per raccogliere questa montagna di vetro, perdendo peraltro un sacco di tempo? Campane del vetro? Mai sentite nominare. Che dire del prossimo capolavoro? Beh, in questo caso la corrente è quella del fuori lo messo fuorismo. In questo caso l'autore vuole far passare un senso di accidia, di indolenza. Io non voglio né piegarli né sistemarli per bene. Lo farai tu al posto mio. E siamo all'ultima opera di questa puntata dell'arte del conferimento corretto. Che cosa doveva essere il caos primordiale? Beh, possiamo immaginarlo qualcosa di molto simile a questa scena. In questo caso è palese il senso di provocazione, di contestazione. L'artista oppure gli artisti, come elfi dispettosi, non si accontentano che i rifiuti vengano portati via. No, prima bisogna cercarli. L'addetto geco in questo caso si chiederà dove potrà mai essere qui dentro la carta oppure la plastica. Va bene che paghiamo, però agevolare il lavoro di chi porta via i nostri rifiuti è segno di civiltà, buon senso e buona educazione. Noi ci vediamo la prossima volta. Per ogni dubbio su come smaltire correttamente i rifiuti, andate sul sito www.gecoservizi.eu. Lì trovate l'icona Dove lo butto?